Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Io presenterò brevemente quest'oggi quelli che sono al momento gli strumenti di finanziamento comunitario, scegliendo quelli che legano le tematiche dell'ambiente e della biodiversità, che sono quelle oggetto del seminario di oggi. Tratterò prevalentemente del programma LIFE perché è quello che al momento è in uno stato più avanzato di programmazione, tant'è che la prossima settimana dovrebbe uscire già il primo bando, la prima call, e passerò in rassegna molto rapida gli altri programmi che si stanno ancora sviluppando. Il finanziamento comunitario va a complementarsi quelli che sono gli strumenti regionali, quindi piano di sviluppo rurale in primis e il FESR, e tendono un po' a finanziare interventi di soglia maggiore, con massa critica maggiore, mentre il PSR va a finanziare l'intervento piccolo, magari anche nella singola azienda agricola. Qui andiamo a parlare di interventi più grossi. La gamma di proposte è molto ampia, i programmi sono suddivisi in due grandi categorie, quelli a finanziamento diretto e quelli a finanziamento indiretto. Finanziamento diretto vuol dire che sono gestiti direttamente dalla Commissione senza alcuna intermediazione da parte degli Stati membri, in cui c'è appunto il LIFE, che è il programma per l'ambiente e la biodiversità, Horizon 2020, che è l'evoluzione del settimo programma quadro, quindi sostanzialmente un programma di ricerca, Erasmus per tutti, che è anche questa è un'evoluzione del più noto Erasmus, ma dove non si parla solamente di mobilità degli studenti, ma si parla in generale anche di scambio culturale di conoscenze, e il COSME. A finanziamento indiretto abbiamo i programmi che magari, se non altro come nome, ci sono più familiari, quelli con autorità di gestione transnazionale, quindi i programmi di cooperazione, di quelli, il Central, il South East, l'Alpine Space, cioè programmi che hanno come area geografica diverse partizioni dell'Europa, e i transfrontalieri, qui in Veneto abbiamo l'Italia-Slovenia, l'Italia-Croazia, che è un programma nuovo, e l'Italia-Austria. Oppure ci sono quelli gestiti dove l'autorità di gestione è lo Stato membro, e qui abbiamo il FESR e tutti gli altri strumenti che magari conosciamo meglio. Vado a presentare più in dettaglio il nuovo LIFE, che si chiama Programma per l'ambiente e l'azione per il clima, dove il clima è la grossa novità di questa programmazione. È una novità che si è inserita in tutti i fondi, la troveremo trasversalmente in qualsiasi bando di finanziamento che andremo ad affrontare. Sicuramente il clima sarà una priorità sempre con i due filoni: da una parte l'adattamento al cambiamento climatico, dall'altro il contrasto al cambiamento climatico, quindi come impedire che il clima evolva, e dall'altro come adattarsi nel caso in cui le misure di contrasto non siano sufficienti. È un programma, come tutti gli altri di programmazione comunitaria, che si estende su 7 anni, è partito già il 1° gennaio e finirà il 31 dicembre del 2020. È strutturato in 2 sottoprogrammi: ambiente, che comprende quello che era nel vecchio LIFE, la natura, la biodiversità e l'ambiente, e questo nuovo sottoprogramma che è l'azione per il clima. La dotazione finanziaria è comunque cospicua, è stata aumentata rispetto alla programmazione precedente, e è rimasto comunque un 55% a natura e biodiversità. La percentuale era più alta nella programmazione precedente perché appunto è nato questo nuovo sottoprogramma che farà un po' il nuovo di questa programmazione. Gli obiettivi generali, perché ve li elenco? Perché concretamente, quando poi si va a scrivere un progetto, bisogna sempre avere in testa dove la Commissione o chi ci dà il contributo vuole che arriviamo. Quindi, anche se queste sembrano grandi scatoloni, grandi parole di pura teoria, quando poi andiamo a progettare un intervento concreto sul territorio dobbiamo comunque cercare di tra virgolette, cadere all'interno di questi contenitori, che sono poi a cascata, dopo vi farò vedere, fino al livello di dettaglio in cui questi obiettivi raggiungono. Si parla di economia efficiente, si parla di emissioni, si parla di resilienza ai cambiamenti climatici. Ovviamente la qualità dell'ambiente, la biodiversità, sono tutte tematiche che non ci sono nuove, insomma, quando si parla di gestione ambientale sono cose che si affrontano. C'è uno spunto anche sulla legislazione, quindi questo magari taglio più per le regioni, per applicare concretamente anche le nuove direttive, i nuovi regolamenti anche qui per il clima, e per integrare le politiche ambientali con gli altri settori pubblici e privati.
I due sottoprogrammi, appunto il sottoprogramma ambiente e il sottoprogramma azione per il clima, prevedono ciascuno 3 settori prioritari che poi avranno a loro volta degli obiettivi più specifici. Quindi nel sottoprogramma ambiente abbiamo un settore legato all'uso efficiente delle risorse, uno specifico per la biodiversità e uno per la governance e l'informazione ambientale. Questo è rimasto anche dalla programmazione precedente. Sono programmi, finanziano progetti anche per la comunicazione, per il coinvolgimento degli stakeholder. Il sottoprogramma azione per il clima è questo qui, appunto, come dicevo, è finalizzato alla mitigazione, all'adattamento e anche qui alla governance e all'informazione in materia climatica. Vediamo un po' in dettaglio il sottoprogramma ambiente. Qui abbiamo appunto il settore prioritario dell'uso efficiente delle risorse. Tra gli obiettivi abbiamo lo sviluppo e la sperimentazione di buone pratiche, soluzioni alle sfide ambientali replicabili, anche con delle iniziative orientate al settore privato in abbinamento con Horizon 2020, con i programmi di ricerca. Faccio una piccola parentesi, il LIFE nella programmazione precedente prevedeva tra le clausole, diciamo, di ammissibilità il fatto che l'intervento potesse essere finanziato solo con il LIFE, cioè si potevano presentare progetti che non potevano trovare altre strade di finanziamento. In questa programmazione invece vengono premiati progetti che possono interagire con le altre forme di contributo, cioè progetti che prevedono che alcune cose, tra virgolette, le faccio con il LIFE e ci abbino delle cose che magari finanzio con i PSR locali, con un programma di ricerca Horizon 2020 e creare quindi una sinergia anche di fondi per ottenere un obiettivo più efficace. Altri aspetti che possono essere trattati, degli approcci integrati per i piani e i programmi, miglioramento delle basi di conoscenza per il monitoraggio e quindi per valutare l'impatto ambientale, e un obiettivo specifico sull'uso efficiente delle risorse. Sempre nel sottoprogramma ambiente, per l'aspetto che riguarda la biodiversità, abbiamo mantenuto ovviamente il sostegno alla rete Natura 2000 e anche qui un miglioramento delle basi di conoscenza, dove quando parlo di basi di conoscenza ricordo che il LIFE non è un programma di ricerca e non finanzia azioni di ricerca. Queste possono essere inserite marginalmente all'interno di un progetto. Non c'è una percentuale minima o massima di ricerca ammissibile, però deve essere una ricerca con subito un'applicabilità all'interno del progetto stesso, cioè non è ammesso che io per 4 anni studio un sistema per fare, no, lo studio il primo anno e poi lo metto in pratica gli altri 3 anni, quindi la collaborazione anche con l'università è ben vista, purché si raggiunga già nell'arco del progetto stesso un'applicazione concreta. L'ultimo sottopunto è quello della governance. Come dicevo prima, qui si parla di sensibilizzazione, di educazione, di comunicare le informazioni sull'ambiente, anche sul rispetto della legislazione e in generale per far partecipare i vari soggetti alle attuazioni delle politiche ambientali. Adesso entrerò un po' nel dettaglio del sottoprogramma Azione per il clima, che è appunto la novità di questa programmazione. E i 3 obiettivi, appunto, dicevamo mitigazione e adattamento. Per quanto riguarda la mitigazione, anche qui buoni approcci, buone pratiche, quindi idee che si possono applicare concretamente, miglioramento delle basi della conoscenza e strategie integrate per portare avanti queste nuove tecnologie. Per quanto analoghe sono gli obiettivi della sezione dell'adattamento, quindi passo velocemente. E per la governance abbiamo di nuovo la sensibilizzazione, l'informazione, eccetera. Ripeto, sembrano grandi parole, grandi cose vuote, in realtà poi bisogna trovare concretezza a questi obiettivi e quindi andare a fare della progettualità che sia poi concreta su queste tematiche. È chiaro che il cambiamento climatico è un po' una novità per tutti, però c'è molto margine anche dal punto di vista finanziario per provare a fare progetti su questo. L'altra novità del nuovo LIFE è la suddivisione del settennio in 2 programmi di lavoro, quindi pluriennali, quindi il primo periodo va dal 2014 al 2017 e il secondo dal 2018 al 2020. Cosa cambierà tra i 2 periodi? Per ogni periodo vengono individuati i settori prioritari, cioè all'interno degli obiettivi generali che la Commissione ha individuato per il LIFE, ne verranno scelti alcuni che saranno più premiati nei primi 4 anni e altri che verranno premiati nei secondi 3.
Quindi nel programma di lavoro ci sarà la ripartizione dei fondi tra i settori, quindi concretamente quanti soldi vengono stanziati per ciascun settore, i topic, quindi effettivamente l'oggetto del progetto che viene premiato in questi primi 4 anni, con i risultati, gli indicatori, eccetera, eccetera. Quindi i programmi di lavoro hanno già individuato quelle che sono le priorità per i primi 4 anni del programma. Quindi nel momento in cui si va a pensare un LIFE, la prima cosa da verificare è questa, cioè andare a vedere a cascata quali sono quello che la Commissione, tra virgolette, vuole da noi. Quindi il regolamento individua i settori prioritari e gli obiettivi specifici, poi c'è l'allegato del regolamento che individua le priorità tematiche, perché comunque ne vengono scelte alcune. Infine il programma di lavoro pluriennale va a individuare i topic a cui sarà data precedenza. Quindi se il nostro progetto, la nostra idea progettuale ricade in un topic indicato come prioritario, sicuramente le probabilità di successo saranno maggiori. Dal punto di vista pratico, concreto, abbiamo una standardizzazione delle percentuali che si assesta sul 60% per tutte le tipologie di progetti. Io ho individuato, ho segnato anche quelli che sono i nuovi progetti, nuove tipologie di progetti del bando LIFE, anche se in realtà credo che per la platea il progetto, diciamo così, standard, il Life Natura classico rimane, è un progetto dimostrativo, un progetto di buone pratiche. Rispetto alla programmazione precedente per il Life Biodiversità c'è un aumento di 10 punti percentuali di contributo. Rimane la percentuale al 75% per i progetti su habitat e specie prioritarie, quindi è rimasto questo voler premiare le specie e gli habitat di direttiva. Vedete che tra i primi 4 e i secondi 3 anni c'è una diminuzione generale delle percentuali, quindi danno più contributo per i progetti finanziati nei primi 4 anni. Per i progetti natura e biodiversità la percentuale resta al 60% anche per il secondo periodo di programmazione. Non entro nel dettaglio dei progetti integrati nei progetti di assistenza tecnica perché dal mio punto di vista sono soprattutto i progetti integrati. Inizialmente sembrava che fossero progetti anche accessibili agli enti più piccoli, alle realtà più piccole. In realtà quando hanno illustrato il bando alla presentazione generale la settimana scorsa si è capito che sono progetti in cui i beneficiari sono prevalentemente le regioni per fare proprio la progettazione generale del territorio, quindi sono progetti molto grossi, addirittura è previsto un finanziamento minimo di 3 progetti per ogni Stato membro, quindi c'è comunque una soglia, una sorta di progetto garantito, 3 progetti per l'Italia li portiamo a casa, però sono progetti pensati per fare proprio tutta la progettazione regionale, quindi inizialmente sembrava che fossero anche progetti per anche il singolo ente pubblico, invece poi si è capito che il taglio era un po' più alto. Lo stesso per i progetti di assistenza tecnica, i progetti preparatori, in cui sostanzialmente la Commissione prepara la stesura dei progetti integrati, quindi è un meccanismo a cascata per arrivare a finanziare questi progetti integrati. La tempistica, allora, il LIFE, come dicevo, è uno dei programmi che già parte. La prossima settimana dovrebbe uscire il primo bando, anzi uscirà il 16 giugno, con scadenza ad ottobre, anche qui il 16 mi pare che abbiano fissato. Quindi abbiamo il periodo estivo per scrivere questi progetti. La presentazione non ha 2 step, quindi si presenta direttamente la proposta completa. Dopodiché, ora che c'è la valutazione, eccetera, eccetera, firma degli accordi dei beneficiari, quindi di fatto l'avvio dei progetti, si va a luglio 2015. I progetti integrati invece hanno una scadenza a 2 step, ve li ho presentati perché se gli integrati non riescono a spendere tutto il budget, quello residuo viene dirottato sui progetti nazionali inclusi nella lista di riserva, quindi di fatto il primo bando prevederà una prima tranche di progetti ammessi a luglio e una seconda tranche a ottobre-dicembre, quindi qualora i progetti integrati non fossero molto numerosi, visto che comunque sono molto complessi, la sensazione è che questa lista di riserva potrebbe essere anche abbastanza grossa, nel senso che
anche dal punto di vista banalmente dell'Italia, forse arrivano a presentarne 3, quindi è probabile che il budget residuo sia abbastanza cospicuo, insomma. Quindi la prima call potrebbe essere appetibile anche da questo punto di vista. Chiudo 2 cose, la sensazione sui progetti live. Quando settimana scorsa all'Info Day c'era il rappresentante della Commissione Europea e ha detto una serie di cose non scritte, nel senso che non possono scriverle formalmente, ma insomma il senso è questo, che progetti molto piccoli su aree limitate che prevedono un numero limitato di habitat, di specie e quindi con una bassa ricaduta a livello comunitario difficilmente verranno finanziati, cioè deve esserci una sorta di massa critica, non tanto finanziaria, perché comunque arrivare al 1.000.000 di euro, 1.5 milioni di euro come budget complessivo del progetto è nella media dei LIFE, però loro vogliono vedere che con quel 1.000.000, 1.5 milioni di euro vengano fuori dei risultati dal punto di vista naturalistico che siano di un certo spessore e quindi consigliavano la creazione di progetti, se non altro dal punto di vista delle superfici o del numero di habitat e specie coinvolti, un po' più grossi, insomma. Chiaro che questo non c'è scritto da nessuna parte e quindi non è che questo impedisce di presentare un progetto piccolo, finalizzato, però la sensazione che si è avuta è quella, insomma. E un'altra cosa che è stata confermata è la possibilità di coprire il 40% con il personale interno, quindi andare a coprire la soglia di cofinanziamento con il personale interno. Si è mantenuta quella famosa regola del 2% che c'era nella programmazione precedente. Insomma, sostanzialmente tra personale interno e spese generali un ente pubblico riesce a coprire il 40% che non gli fornisce la Commissione. Insomma. Altre cose tecniche al momento non mi vengono in mente, insomma. Quindi il senso, quello che non c'è scritto da nessuna parte è questo, insomma. Poi magari uno ha un'idea particolarmente innovativa, particolare, che in Italia nessuno l'ha mai fatto, allora lo può fare anche su una superficie più piccola, è chiaro che tutto va commisurato. Un'altra cosa che si raccomandavano, non finanzieranno più quelle che loro chiamano le azioni ricorrenti, cioè ad esempio tutte le opere di manutenzione. Nei live precedenti in qualche modo si riusciva anche a inserire dentro la manutenzione ordinaria, non so, uno sfalcio di un ganneto ad esempio. Queste azioni qui di pratiche ricorrenti che spetterebbero comunque all'ente gestore dell'area non vengono più considerate ammissibili, quindi vengono premiati i progetti che fanno qualcosa in più rispetto a quello che è l'ordinaria amministrazione, l'ordinaria gestione dell'area naturale. Passo velocissimamente all'Horizon 2020, velocemente perché è un programma di ricerca, quindi a meno che non ci sia tra il pubblico qualche università che abbia un'idea di ricerca su qualche specie animale o qualche specie vegetale, ci sono dei canali. È vero che Horizon 2020 non prevede un tema specifico che si chiama ambiente o che si chiama natura. Si parla di bioeconomia, si parla di cambiamento climatico, ma non c'è proprio un capitolo che è specificatamente legato alla biodiversità, all'ambiente, alla natura. Quindi è chiaro che la ricerca copre tutti i campi, perché questo è un programma che loro dicono copre tutto lo scibile, però un capitoletto che si intitola proprio ambiente non c'è e questo già fa un po' pensare che al taglio che il programma ha, insomma. Questo per farvi vedere quali sono i 3 pilastri su cui è articolato Horizon 2020, vedete che nell'ultimo, le sfide della società, si parla di sicurezza alimentare, di agricoltura sostenibile, qui sì, magari qualcuno sarà interessato, se c'è qualche agronomo, ricerca sull'ambiente marino e sulla bioeconomia. Anche qui, come dicevo prima, trasversale in tutti i programmi, cambiamento climatico, efficienza energetica e delle materie prime. Quindi sono programmi che hanno buon margine, nel senso che hanno anche delle percentuali di contributo molto alte. Si tratta di andare a pescare il topic, nel senso che loro fanno dei bandi che finanziano proprio quell'obiettivo lì. Quindi bisogna fare una sorta di monitoraggio continuo per vedere
qual è il filone in cui la nostra idea progettuale si inserisce, perché non è come il LAI che fa un bando generale e dentro ci finisce da chi fa aree umide a chi fa quote di carbonio, ma qui fanno la call sull'acqua piuttosto che la call sulla sicurezza alimentare, quindi bisogna aspettare quella giusta e partecipare. Allora, ultimo capitoletto, le politiche di coesione, quindi tutti i fondi transnazionali o di cooperazione internazionale, che nascono tutti dal quadro strategico comune, che è un documento che l'Unione Europea ha stabilito per i 7 anni, in cui ha individuato le famose priorità, i famosi obiettivi di cui vi parlavo prima. Dal quadro strategico comune nasce il contratto di partenariato, che è un contratto tra l'Italia e la Commissione Europea, in cui sostanzialmente il governo e la Commissione si sono appunto accordati su quali sono le priorità su cui stanziare i fondi strutturali e i fondi di investimento. Perché è importante il contratto di partenariato? Perché quello che l'Italia ha stabilito come prioritario finisce poi nei programmi operativi. Quindi se l'Italia, quando si andrà a scrivere il programma operativo dell'Italia-Slovenia, si metterà sul tavolo il contratto di partenariato dell'Italia, quello della Slovenia, si vedranno quali sono i punti in cui entrambi hanno interesse di investire dei fondi e si scriveranno le cose che concretamente sono finanziabili all'interno di quel bando. Allora, vediamo che anche qui questi sono gli obiettivi tematici del contratto di partenariato dell'Italia, niente di nuovo sotto il sole, quindi cambiamenti climatici, prevenzione, gestione dei rischi. Qui ho selezionato alcuni dei capitoli, quelli che mi sembravano più rilevanti, quindi prevenzione del rischio idrogeologico, riduzione del rischio di incendi e contrasto alla desertificazione. Gli altri 2 obiettivi, sempre selezionando solo quelli legati alle tematiche ambientali: ambiente e uso efficiente delle risorse, quindi migliorare i servizi ambientali per i cittadini, conservare la rete Natura 2000. E un capitolo che mi pareva interessante era quello dell'interazione tra le risorse ambientali e il turismo, quindi sicuramente nei programmi di cooperazione troveremo dei fondi per far interagire questo, che magari è una leva interessante per fare qualche progetto che magari non è legato alla natura in senso stesso, ma è legato a portare il turista in maniera sostenibile all'interno delle aree naturali. L'altro obiettivo è quello della transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio, quindi torniamo al discorso del cambiamento climatico. Anche qui ci sarà spazio per l'efficienza energetica delle aziende agricole. Non sto parlando di FES, sto parlando di programmi di cooperazione, però come vedete c'è spazio anche qui per l'agricoltura, bioenergie, filiera corta, valorizzazione dei reflui. Infine delle misure di rimboschimento e di gestione forestale attiva e prevenzione degli incendi. Dove finiranno queste idee? Nei vari programmi di cui vi accennavo prima, quelli di cooperazione territoriale, quindi lo spazio alpino che coinvolge tutta l'area appunto dell'arco alpino, Central Europe che è quell'area della figura, quindi il nord Italia e il centro Europa, l'Interreg Europe che è l'evoluzione del vecchio programma Southeast, il MED che però non coinvolge il Veneto perché copre l'area mediterranea, e il nuovo programma Adriatic Ionian. Questo è nuovo e appunto come dice il nome coinvolgerà tutte le regioni costiere dell'Adriatico e dello Ionio. I 3 programmi che forse avete più dimestichezza, sono forse anche di più facile accesso, sono i transfrontalieri, quindi l'Italia-Austria, l'Italia-Slovenia e il nuovo Italia-Croazia. E io ho concluso, mi rendo conto di aver fatto una carrellata molto ampia. Purtroppo i programmi di cooperazione sono tra virgolette indietro, nel senso che ci sono adesso delle bozze di programma operativo, ma non credo che nell'arco del 2014 usciranno i bandi. Però si può guardare, si può già dare un'occhiata ai programmi per capire un po' che aria tira, nel senso, per farsi un'idea di quello che presumibilmente sarà finanziato, insomma. È il motivo per cui vi ho presentato gli obiettivi generali a livello di Unione, perché se un'idea di progetto non ricade all'interno di questi obiettivi è praticamente impossibile che venga finanziata, perché ormai i canali di finanziamento sono limitati, la concorrenza è molto alta. Basti pensare che Daylife ha presentato i numeri, il 13% viene finanziato mediamente la scorsa programmazione, quindi insomma sono
numeri che indicano una competizione molto alta. Il trucco, chiamiamolo così, è avere un'idea progettuale che si inserisca in questi topic, in queste priorità. Dal mio punto di vista, con una buona idea progettuale poi si trova lo strumento giusto, nel senso che se un progetto ha una base solida su un territorio che merita di fare degli interventi con delle idee anche di intervento che non siano, tra virgolette, passatemi in termini banali, che non siano i soliti interventi di manutenzione, ma che ci sia qualcosa di innovativo anche per queste aree naturali, per questi boschi e aree umide, un progetto che passa si riesce a costruire, insomma. Grazie.